Luca Tiozzo, portiere della Clodiense, prima volta sulla sabbia, avete perso 6-2 ma hai fatto delle parate incredibili, impressioni di questo esordio? No, un bel divertente, prima volta appunto non solo per me ma anche per altri miei compagni e siamo appena una squadra nuova, siamo qui per imparare, quindi siamo qui, guardiamo cosa viene fuori e per il prossimo anno vediamo. Tu sei un portiere di talento, hai giocato nella primavera del Milan con Evani, allenatore, e poi come ti è venuta questa idea di cimentarti sulla sabbia? Mi hanno chiamato veramente settimana scorsa chiedendomi se potevo venire a fare queste 2 partite e a Chioggia sulla sabbia giochiamo sempre tra amici, quindi sono stato ben felice di venire qui a fare un'esperienza nuova, una grandissima gestione ed è sempre bello venire qui a provare anche, a vedere, a fare nuove esperienze. Una differenza fra parare nel calcio a 11 e parare nel beach soccer, che hai notato? Ci vuole più reattività perché qui la palla non rimbalza come sui campi veri, normali in terra, e poi solo un po' più di spinta perché si sprofonda un po' e basta.